Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Il presunto assassino di Monica Alexandrescu, la giovane romena assassinata e data alle fiamme nel settembre del 2008 nelle campagne di Vibo Valentia, è stato arrestato oggi dai carabinieri. Si tratta di Stefan Valea, un operaio romeno di 38 anni, che secondo gli investigatori avrebbe agito per motivi passionali. Non sopportava l'idea che la donna lo aveva lasciato, quindi organizzò un vero e proprio agguato. Uccise la donna con diversi colpi d'arma da fuoco e poi tentò di distruggere il cadavere, dandolo alle fiamme all'interno di una macchina. Sanità calabrese ancora sotto i riflettori. In Consiglio regionale Scopelliti ha illustrato le linee programmatiche del suo governo e per il settore della sanità ha annunciato che i cittadini saranno costretti a dover sopportare molti sacrifici. E mentre ancora non si è riusciti a stabilire la cifra esatta del deficit nonostante l'aiuto dell'advisor KPMG, a Roma dei conti della sanità calabrese se ne è occupato il tavolo Massicci. C'è stata un'ulteriore verifica ed anche i tecnici ministeriali sono scettici sulle possibilità di rientro del debito. La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso del governo e stoppato la regione per la stabilizzazione dei precari voluta dalla giunta Loiero. Per la consulta sarebbe indiscriminata la trasformazione dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale. Il ricorso del governo si basava sul presupposto che la regione avesse legiferato in maniera difforme dalla legislazione statale e la Corte ha recepito questo difetto, evidenziando tra l'altro dubbi sulle effettive esigenze dell'ente. La ripresa dei lavori della variante dell'asse viario Mirto-Longobucco-Sila è stato al centro dell'incontro promosso dal sottosegretario alle riforme istituzionali e semplificazioni amministrative Alberto Sarra ieri nella sede di via Massara a Catanzaro. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Longobucco Luigi Stasi, il commissario liquidatore della comunità montana Sila Greca Florindo Castagnano, con il dirigente Madeo Aldo, le maestranze e i rappresentanti sindacali di categoria. Non è certo idilliaco il rapporto tra Fabrizio Corona e la Calabria. Dopo la fuga precipitosa da un locale in cui si era messo a discutere animatamente con il pubblico, in questi giorni il fotografo è comparso davanti ai giudici per rispondere dell'accusa di ricettazione di un assegno di 10.000 euro che lui aveva incassato dal proprietario del Calua a Caporizzuto. Nel frattempo l'uomo, Antonio Laporta, è stato ucciso nel gennaio 2009 davanti al locale e Corona si trova indagato perché era andato in banca a cambiare un assegno risultato rubato. La Madonna di Costantinopoli o di Porto è stata proclamata patrona della provincia di Catanzaro. La proclamazione solenne si è svolta a Palazzo di Vetro. Nell'occasione è stata presentata una pubblicazione che ripercorre la storia di venerazione dei catanzaresi nei confronti della Madonna di Porto, a partire dalla Peregrinatio Mariae, dal 1949 fino all'affidamento offerto dall'arcivescovo metropolita Antonio Ciliberti e accettato da Wanda Ferro. E proprio quest'ultima ha detto quanto desiderata fosse tale proclamazione. Si è svolta ieri presso la sala biblioteca del Palazzo Storico della provincia di Reggio Calabria la premiazione delle scuole e degli istituti che hanno conquistato il titolo di campioni nelle varie discipline durante i campionati provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2010. L'evento è stato organizzato dal CONI provinciale, dall'Ufficio Scolastico Provinciale e dall'Assessorato allo Sport della provincia della Città dello Stretto. Il 22 e 23 maggio Unicef Italia darà vita ad una campagna di informazione denominata Un gol per l'Africa, uniti contro l'AIDS. In 250 piazze italiane, tra cui Selia Marina e Amaroni per la Calabria, si forniranno informazioni sui programmi di prevenzione e lotta all'AIDS nei vari paesi africani. Inoltre verranno raccolti fondi attraverso la vendita di un mini pallone. L'iniziativa, alla quale prenderanno parte oltre 2000 volontari, è promossa dalla FIGC in collaborazione con AMREF, Coalizione Italiana della Campagna Globale per l'Educazione, e Unicef. Si è svolta ieri mattina allo stadio Ezio Scida la partita amichevole di beneficenza tra il Crotone e i Croton Boys, composta da ragazzi crotonesi. Lo scopo della gara, in cui il risultato non contava nulla e alla quale si è partecipato attraverso una libera offerta all'ingresso, è stato quello di raccogliere fondi per acquistare attrezzature di carattere diagnostico e ludico in favore dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria e neonatologia dell'ospedale San Giovanni di Dio. Tanta gioia e divertimento per i piccoli affetti da gravi malattie, che così hanno potuto incontrare da vicino i loro beniamini e passare una giornata diversa.